È stato dimesso dall'ospedale all'Angelo già nella tarda mattinata di domenica. Il 23enne veronese è rimasto ferito sabato notte mentre attraversava i binari sulla linea Venezia-Mestre in via Paganello a Mestre. Fortuna ha voluto che non venisse travolto dal treno, ma soltanto sfiorato. È caduto, riportando alcune ferite ed escoriazioni ad un braccio, sebbene non di grave entità. Destino avverso e dal tragico epilogo invece per l'amico 25enne cosentino che era con lui. È stato proprio qui che Manuel Tripargoletti non ha avuto scampo, travolto nel momento esatto in cui ha attraversato il cancello, con il corpo recuperato successivamente dai vigili del fuoco, incastrato tra il muro e la canaletta in cemento armato. Stavano camminando entrambi per raggiungere uno sportello bancario per prelevare del contante. Per questo avevano deciso di parcheggiare l'auto grigia proprio a ridosso dei binari e di attraversarli a piedi. Pensavano di far prima. E quanto avrebbe raccontato ai vigili del fuoco e ai sanitari proprio il 23enne veronese nelle prime fasi dei soccorsi. A tradirli nel momento del loro passaggio l'arrivo in contemporanea del convoglio del regionale diretto a Venezia. Inutile ogni tentativo del macchinista di evitare l'impatto. Il 25enne è stato travolto in pieno e con lui tutti i suoi sogni di insegnante di ginnastica, con in tasca la laurea in scienze motorie conseguita soltanto 3 anni fa all'Università di Catanzaro.